Non poteva che partire da Padova, città del Santo, la prima borsa del turismo religioso internazionale. Con la sua basilica dedicata a Sant'Antonio è una delle più note e apprezzate mete del turismo religioso, che è pellegrinaggio e spiritualità, ma anche conoscenza e scoperta di siti di straordinaria ricchezza e bellezza. In questo paese mancava una manifestazione grande e importante sul turismo religioso e noi abbiamo pensato di realizzarla a Padova, in Veneto, che è una delle regioni sicuramente più importanti sia sul versante religioso sia culturale e artistico. È il Veneto intero a presentare nel Palazzo della Ragione l'insieme degli elementi che compongono l'ampia e variegata proposta turistica religiosa. La Regione Veneto ha investito molto negli ultimi anni nel settore e i dati parlano di un movimento in continuo sviluppo. Ci sono circa 330 milioni di persone al mondo che si muovono per motivi non solo religiosi ma anche spirituali e quindi noi vogliamo essere da questo punto di vista una vetrina nel mondo per mettere in mostra anche i gioielli che abbiamo in Italia e nel nostro Veneto in particolare. Sotto un unico tetto ci sono i più importanti operatori italiani e internazionali impegnati in questo particolare segmento turistico. 70 compratori insieme a circa 200 venditori in rappresentanza dell'offerta turistica di tutte le regioni italiane e di molti paesi europei. Nell'area espositiva ci sono circa 40 stand dedicati a enti pubblici, religiosi, associazioni e aziende. In programma anche 2 workshop dedicati a operatori turistici e venditori italiani e stranieri. Anche il Pontefice ha spinto per quanto riguarda i percorsi e i pellegrinaggi che vuole in virtù del prossimo Giubileo e quindi dovremo essere pronti, lo siamo già in parte, ma vogliamo anche far partire dei nuovi percorsi turistici, diciamo da percorrere sia a piedi che in bicicletta, non soltanto per i pellegrini ma anche per tutti i turisti che vogliono conoscere il nostro splendido Veneto.